Anno 2000, il professor Vitaliani consegna alla Regione Veneto lo studio di fattibilità della ferrovia Calalzo-Cortina-Dobbiaco, moderna, elettrificata, veloce. La Giunta Reolonna nel 2009 lo inserisce nel piano provinciale, poi approvato anche dalla Regione. L'idea, una spina dorsale di trasporto pubblico per collegare le Dolomiti a Venezia e al mondo. La montagna bellunese, collegata con treni moderni e veloci, non con trenini, per i quali sono sempre belli i trenini dolomitici che girano per i paesaggi, ma pensate ad una ferrovia veloce che partisse dall'aeroporto di Venezia e arrivasse a Belluno, Dolomiti bellunesi, Austria. A parlare Quinto Piolla, ex assessore provinciale ai trasporti, con Sergio Reolon presidente. Una battaglia la sua per perpetuare e attualizzare una visione strategica, un'occasione che si stava costruendo. 23 febbraio 2016. A Cortina, Zaia e Compaccer firmano l'accordo con il ministro dei trasporti. La ferrovia delle Dolomiti sembra cosa fatta, ma no. Pochi mesi dopo, Bolzano lancia il suo treno delle Dolomiti. Da Bolzano a Cortina, via Gardena, Badia e Falzarego, con tratti a cremagliera. Da allora, immobilismo e divisioni interne. La Regione affida a Moroder, lo stesso progettista del treno altoatesino, uno studio sul collegamento Venezia-Cortina-Dobbiaco. Risultato? Per lui non è sostenibile. E di fronte a questo giudizio negativo di Moroder, non della Regione che ancora non si è espressa su quel progetto che dice no, non andiamo avanti con la ferrovia, ci sia la provincia di Belluno che dice accontentiamoci, siamo riusciti a fare il collegamento elettrico fino a Ponte nelle Alpi. Questa è l'eredità che ci rimane, ma questo non sarà mica fare gli interessi della provincia di Belluno. Sì, questo è sottomettersi al volere di Venezia, della pianura veneta metropolitana. Oggi nel bellunese restano solo elettrificazione fino a Ponte e l'ammodernamento delle stazioni. Un sogno inseguito per 25 anni, ridotto a promesse e frammenti, mentre chi vive fra le Dolomiti rischia di rimanere senza un servizio efficiente.